Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati, anche oggi il nostro punto di partenza è qui dal Tempio Capitolino, da Piazza del Foro. Per cercare la pavimentazione del foro, cioè della piazza principale di Brixia Romana, dovremmo scendere di quasi 4,5 metri rispetto al livello attuale, come possiamo vedere nell'unico frammento rimasto dei portici che un tempo circondavano la piazza. Via Musei era un tempo il decumano massimo, cioè la via principale est-ovest, mentre da Piazza del Foro scendeva verso sud il Cardo, l'altro principale asse viario. Sulla piazza si affacciavano botteghe di artigiani, tavole calde e ristoranti, mercati all'aperto. Possiamo persino vedere ancora una scacchiera incisa sulle pietre della bottega di un mercante. A sud della piazza c'era la Basilica Romana, centro politico e amministrativo di Brixia, i cui resti possiamo vedere oggi in piazzetta Labus. A nord-est invece, a fianco del Tempio Capitolino, c'è il Teatro Romano di Brixia, all'epoca il teatro più grande del nord Italia dopo quello di Verona. 86 metri in larghezza, 34 in altezza, poteva ospitare fino a 15.000 persone. E, je butec a creder a quel che vet. Irina e Armando. Senti Irina, come la mettiamo col dialetto qua? Te l'ha insegnato un po' Armando? Diciamo, lui mi ha insegnato napoletano. A fare un babà, che ti ha insegnato a fare il babà. Senti Irina, che faccio? Interrogo te o interrogo lui? Interroghi lui, dai. Andiamo da Armando, vai che lo interroghiamo. Senti Armando, allora, Mi metto le cuffie. senti, facciamola così. Je butec a creder a quel che vet. Je butec Ok, sono bravi tutti a creder a credere a quel che vet. a quello che vedono. Ok. Quindi, Sì, allora che è facile credere a quello che si vede, però dietro ovviamente il significato potrebbe essere diverso un altro. uno studioso Armando. Che cosa stai facendo? Tu studi, lavori? Lavoro. Sono tutti bravi a vedere quello che vedono, A credere. a credere a quello che vedono, sì. L'insegnamento qual è? È l'insegnamento che la verità è quella che si vede, che si vede, no? La verità è quella che uno vede, insomma. Bianca, ciao. Ciao. Che fai a spasso in centro? Sto cercando un paio di scarpe. Tanto i soldi non sono tuoi, sono del fidanzato, sono di mamma, no? Della mamma. Senti Bianca, sta un po' attenta. Je butec a creder a quel che vet. Che significa? Sai il dialetto, no? Sì. Sì, sono capaci tutti a credere a quello che vedono, ma non a quello che non vedono. Non lo so. Bianca, che studi fai tu? È liceo linguistico. Aspetta di sposare la Bianca. Sono capaci tutti a credere a quel che vedono. Quindi l'insegnamento qual è, signora, secondo lei? Eh, È come San Tommaso che se non ci metto il dito non ci credo. Liguria, quanto è bella la Liguria. Mi porti al mare quest'estate, dai. Vabbè, Lei ce l'ha la casa al mare, vero? ce l'avevo. Senta, proviamo lo stesso perché mi sta simpatico questo signore. Allora, je butec a creder a quel che vet. Sono capaci tutti a credere a quello che vedono, Hai capito i liguri, altro che focaccia, questo qua è forte. Quindi che significa? che non bisogna lasciarsi ingannare da quello che vedi. Je butec Sono capaci tutti a credere a quel che vet. a credere a quello che vedono. E qual è l'insegnamento secondo lei? Non lo so. Facile, no? Credere a quello che si vede. Ciao. Lei è forte. E perché lei è bravissima? Perché lei lo parla sempre, io poco. Lei di dov'è, signora? Brescia? Brescia Centro. Brescia centro? Complimenti, a spasso. Sono di Brescia. Io sono di Cavriol, Cavrieux. originaria. Cavriol. Salutiamo gli amici di Capriolo allora. Certo, salutiamo tutti i nostri amici di Cavriol. Je butec a credere a quel che vede. Tutti sono capaci di credere a ciò che vedono. Vi ricordate un po' San Tommaso? Questa è la traduzione. L'ammonimento che ci vogliamo portare a casa è: bisogna avere fede, provare magari a credere anche a quello che non si vede o è un po' più difficile. Amici, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento come sempre alla prossima puntata. Ciao. Centro Anch'io.